21:02 in questo preciso istante. Siamo precisi e puntuali, ritorniamo con Al Lupo Al Lupo. Il lunedì sera è dedicato ancora con la programmazione in diretta su Teleuropa. Ritorniamo con Al Lupo Al Lupo. Una buona serata da parte mia a tutti voi, innanzitutto, e come diceva Vito a microfoni spenti, salutiamo tutte le persone che soffrono, perché oggi abbiamo visto nel servizio che è andato in onda, anzi pochi minuti fa, abbiamo visto anche il nostro amico Sergio Mazzuca, sentito da Attilio Sabato in questa intervista rapida oggi pomeriggio, e quindi salutiamo tutte le persone che soffrono. Vito, così, Vito, lo vuoi fare direttamente? Perché la prima cosa che devo dire è questa: io devo salutare tutte le persone che in questo momento soffrono in Calabria, a prescindere da Sergio e tutti gli altri che in questo momento non sono in condizioni ottime. Vito, buonasera. Vito De Marco ritorna insieme a noi. Come stai, Vito? Abbastanza bene. Avvicinati il microfono per abbastanza bene. In questo periodo che stiamo vivendo non è certo dei migliori. Ho mantenuto la promessa, dice la verità. Sì, certamente. Adesso, io non preparo niente, quando uno mi dice una cosa, io subito via. Eccolo, capito De Marco? Fabio, fammi dire quello che dovevo. Vai, prego. Niente, volevo dimostrare solidarietà, affetto e vicinanza a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo, augurando loro di cuore di vedere al più presto la luce e la loro quotidianità. Un sincero ed affettuoso abbraccio a tutti. Per questo fatto della luce in fondo al tunnel, se non mi sbaglio, lo disse in tempi non sospetti Monti, te lo ricordi, Mario Monti? Questa luce non l'abbiamo vista più, però mi auguro che non sia quella di Monti, se no, allora, va bene, allora, detto questo, saluto, insieme a me ritorna questa sera l'ex, perché meglio ex che X, Pino, l'ex presidente del Cosenza Calcio, ex presidente della Film Commission, insomma un ex, Pino Citrigno, imprenditore, che adesso è presidente della Assindustria, se non mi sbaglio. Calabria, sezione spettacolo. Sezione cinema e spettacolo non ho sbagliato, Calabria, sì. Non ho sbagliato, hai visto che su giro si ho preso. Come stai, Pino? Tutto bene, soprattutto in salute, andiamo bene. Poi infatti noi lo chiamiamo Al Lupo Salute 33, facciamo 33, cambiamo cose. Ma infatti guarda, mi voglio ricollegare a quello che ha detto Vito, cioè dobbiamo pensare a chi è stato e a chi sta peggio di noi, sta superando, certo, affrontando e superando questa terribile malattia, però il pensiero bisogna anche ampliarlo a tutte le persone che in questo momento hanno i lavori bloccati, sia come imprenditori che come maestranze. Vabbè, il tuo in modo particolare... No, ma guarda, non parlo soltanto dell'attività dello spettacolo, sia del cinema che dello spettacolo dal vivo, che veramente sta attraversando periodi complicati, perché tieni presente che tutto il settore è fermo da marzo, quindi tra poco faremo quasi un anno di lockdown, di stop, però anche tutte le altre attività, i commercianti, le attività industriali. Pensa Guarascio pure, che non c'è tifoso allo stadio. Anche questo diciamo che porta, però diciamo che il mio pensiero va più a tutti i lavoratori e a tutte le imprese che in questo momento devono affrontare questo blocco del lavoro. Allora, una battuta sul Cosenza. Allora, prima Vito, perché già vedo il primo collegamento via Skype con un direttore sportivo che, diciamo, si è mangiata la polvere, perché detto in dialetto rende di più, devi mangiare la polvere sui campi, devi, capito, partire da zero per arrivare poi a 1000. Che lo saluto nel frattempo. Danilo Pagni, buonasera, benvenuto in diretta. Come stai, Danilo? Bene, buonasera a tutti. Dove sei? Ma qui sei con la barba, sembri in un monastero, dove ti trovi? Sei in un monastero, dove ti trovi? Sono a casa. Vabbè, sembra che è incappucciato, sembra un cappuccino, va bene. Comunque, come stai, Danilo? Innanzitutto anche a te, perché è d'obbligo da chiedere come va. Ma sto bene, io vivo a Roma da quasi 3 anni, sono rientrato stasera in Calabria per Al Lupo Al Lupo, dillo, lo sappiamo, sì, è entrato perché dovevi partecipare al Lupo Al Lupo, quindi dicevo, voglio vedere anche la trasmissione. Ci non mi sono mai fatto desiderare, Fabio, soprattutto lo so. Quando ero in giro per il mondo spesso ti ho risposto dalla Germania, dalla Francia, me ne devi dare atto. Certo, senza tu. Anche quando hai iniziato con Fagnano Castello, se non mi sbaglio hai iniziato da Fagnano tu, da dove hai iniziato? Che campi di polvere hai mangiato? Dove hai iniziato la tua carriera?
Sei tremendo, È vero. No, Ma non lo sto scherzando, hai iniziato forse a Fagnano. Dove hai iniziato tu a fare il direttore sportivo? io ho iniziato a fare, diciamo, l'operatore di mercato e cominciavo a portare i giocatori a San Lorenzo, a Spezzana, a Fagnano Castellano, ho iniziato così. Io non è che uno mo che sente Fabio dice questo Fabio prende in giro Danilo, no, è perché è vero, e quando dico che uno mangia la polvere, no, Citrigno è la stessa cosa, Citrigno è nato proprio nel cinema, lui come è nato papà subito ha messo lì alla macchina da ripetere, l'ha messa lui il cinema a cambiare, a sbigliettare, però in qualche modo Danilo, io ti voglio chiedere due cose, innanzitutto un pensiero su questo Cosenza, che partita hai visto, perché poi sai, poi sentiamo anche degli amici che abbiamo ascoltato in giro per la città questa sera, prego Danilo. Allora, io ho visto il Cosenza sia col Frosinone, dove ha fatto una grandissima partita, al di là dei meriti del Frosinone, ma evidenzio la grandissima prestazione del Cosenza, dove è stata bravissima nella fase di non possesso e sono stati letali nelle ripartenze. Anzi, il risultato poteva essere anche più ampio. Mentre le partite in casa, devo dire, non mi sono piaciute. Non mi sono piaciute col Brescia, non mi è piaciuto col Chievo e devo dire che anche con la Salernitana, nonostante la Salernitana non è che abbia dominato, però si nota palesemente l'assenza di un terminale offensivo o due che riescono a far salire la squadra quando non a campo aperto, perché sia Baez che Carretta sono devastanti quando sono al top della condizione e quando nei break il Cosenza riparte, ma quando la squadra avversaria non concede campo, o meglio non dà la profondità, in quelle circostanze serve quel giocatore che tiene palla, che fa reparto, che su 3 palle filtranti verso la porta ti fa gol, il Riviere, l'Assenzio, questo si nota, però devo dire che tranne queste partite in casa dove mi aspetto un po' di brillantezza in più, devo dire che a Frosinone ho visto un grande Cosenza. Bravo, sì, infatti è vero. Vito vuole chiedere qualcosa anche a te. Però, Danilo, io devo farti i complimenti perché se non mi sbaglio 7/11 della Ternana sono tutti ragazzi che avevi, diciamo, trovato tu, no? La Ternana sta facendo un campionato di C1 che secondo me non ha paragoni con nessuno, sta vincendo sempre, o no? Tu sei stato a Terni pure. A Ternana, io sono stato a Terni in B con la Salvezza e poi ero ritornato dopo il Milan in C, avevamo costruito un transatlantico, poi non ho avuto un rapporto idilliaco con la nuova proprietà. Il presidente allenatore, infatti dopo loro sono stati sollevati dopo 3-4 mesi, però al di là di queste considerazioni vedo che tu segui anche la Serie C alacremente. No, poi abbiamo 7-8 di quella squadra e poi c'è anche qualche altro ragazzo in giro per l'Italia che sta facendo cose egregie, ma Terni ha un grande proprietario, Bandecchio, una persona straordinaria, una persona veramente una risorsa per il calcio, e io sono certo che, a parte che la Ternana, secondo me vincerà quasi agevolmente perché è uno squadrone sotto tutti i punti di vista, e poi ha un proprietario di livello alto, non solo a livello... Però Danilo ha mantenuto i 7-8 ragazzi dello scorso anno, capito? Voglio dire, ecco, che dicevi prima, quando parlavamo con Pino a microfoni spenti, è la programmazione, molte volte, ecco, se riesci a tenere quei giocatori di categoria, insomma, poi lanciarti per l'anno successivo e sperare in obiettivi diversi, no? Giusto? Un attimo, prego. No, c'è Vito, prego. Scusa, ti ho interrotto prima, vai. No, niente, io volevo dire che concordo con quanto detto dal direttore, perché abbiamo visto un Cosenza in questa prima parte di campionato, doppia fase, un Cosenza in trasferta dove ama la profondità, dove trova gli spazi, dove gli esterni alti, Carretta e Baez, secondo me tra i migliori della categoria, riescono ad imporre il proprio gioco. Poi noi fuori casa giochiamo anche con i 2 quinti di centrocampo a ridosso delle azioni e delle manovre avversarie. Un testimonianza ne è il secondo gol che abbiamo realizzato a Frosinone, dove Corsi è andato in profondità, è andato a bloccare la manovra laziale e abbiamo realizzato il secondo gol. In casa invece, nel momento di impostare l'azione con le squadre a centrocampo ben organizzate, abbiamo meno
meno spazi, abbiamo meno possibilità. Io però una cosa la vorrei dire, io non entro mai nelle questioni tecniche e nelle scelte degli allenatori, io svolgo tutt'altra professione, sono qua solo da tifoso, da opinionista, però io qualche attaccante sin dall'inizio in più lo farei giocare, giusto per dargli 90 minuti, giusto per fargli prendere confidenza con la categoria. Questo, ripeto, io non entro mai nelle scelte. Guarda, qua scrivono, guarda cosa scrive, guarda, sono un tifoso, vabbè, c'è anche il numero, se volete qualcuno può intervenire telefonicamente, ma c'è anche il WhatsApp, cercherò di leggerli in qualche modo. Scusami Vito, sono un grandissimo tifoso del Cosenza, cosa ne pensate di un cambio modulo 4-3-3? Se così non fosse, il Cosenza avrebbe serie difficoltà ad andare in zona gol. Io vorrei chiedere al direttore, esatto, qual è l'importanza di poter dare più spazio ad un attaccante, farlo giocare con più frequenza e dargli la possibilità di conoscere la categoria e l'ambiente in cui gioca. Allora, la prima considerazione da fare è di che cosa parliamo, cioè della qualità tecnica del calciatore, cioè bisogna essere realisti e capire che tipologia di giocatore ho. Esempio, quest'anno il Cosenza ha puntato sugli Ozzi, che è diciamo una scommessa, Borrelli è una scommessa, questo Petre è una scommessa, parliamo di attaccanti centrali, quindi diciamo hanno investito tecnicamente su queste tre figure, e al di là della continuità, perché mi risulta anche che giocando sempre Baez e Carretta ne possa giocare uno in questo sistema di gioco, però il problema principale è la continuità. Sì, sono d'accordo, perché se c'è Rivière gioca sempre, anche se è vero che si gioca ogni 4 giorni, quindi bisogna stare attenti, però ripeto, se ho Rivière io punto a farlo giocare sempre, se faccio 3 scommesse cerco di bilanciare, di creare delle staffette, ok? Certo, questo è il tuo pensiero ed è così. Senti Danilo, poi ti lascio, invece per questa regina che vogliamo dire? Ma la regina secondo me ha sopravvalutato l'organico, loro pensavano, o non so chi, i media, perché io so che Mimmo è una persona che ha la testa sulle spalle e i piedi saltati per terra. Per me hanno sopravvalutato decisamente la rosa, cioè se si parla di vincere il campionato, secondo me l'hanno sopravvalutata. Se l'obiettivo è fare un buon campionato, no. È vero, hanno sbagliato pronti e via all'inizio 2 calci di rigore che avrebbero potuto dare uno slancio diverso. Sai, le stagioni quando iniziano col piede giusto diventa tutto più facile, hanno avuto degli infortuni nel reparto d'attacco. Il presidente mi ha sorpreso in positivo, perché oltre ai grandi meriti che ha questo presidente, aver rivalutato il centro sportivo, aver investito, vi assicuro, tantissimo, ho letto una sua intervista dove ha dato calma, ha dato serenità, ma non so se dietro queste dichiarazioni si cela chissà che cosa, però mi è piaciuto molto il presidente. Poi la B la conoscete, l'avete fatta per tanti anni. Però Dani, sai benissimo che qui poi perdi 2 o 3 partite, sei lì sotto, ne vinci 2 o 3, sei in zona playoff, quindi voglio dire il campionato è lunghissimo, non è che... senza docet. E allora, guarda, comunque la società, c'è un comunicato adesso della società Cosenza Calcio che inoltrerà agli organi competenti della giustizia sportiva un preannuncio di reclamo in merito all'episodio avvenuto ieri, sapete, al 75esimo del secondo tempo con Cosenza Sanità, che ha portato all'espulsione del calciatore Ba. I vertici della società, con il supporto dell'area legale, hanno richiesto gli atti di gara per valutare se in misura vi siano state negligenze o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita. Quindi uno è Trasuto, chi era uscito, insomma ieri non si è capito niente, Dani, 12 persone in campo, vabbè è stato poi 2, 3, 4 secondi. Io Prego. a tal proposito, noi ne abbiamo parlato pure pomeriggio, ho cercato di approfondire un po' la cosa e fatti analoghi successi ieri al San Vito di Cosenza, San Vito Marulla, non ne sono successi, è un qualcosa di unico, però ho anche letto tra le righe
che per quanto riguarda i cambi, questi devono essere regolarizzati e gestiti dal quarto uomo. Sì. Quest'ultimo non può assolutamente far entrare in campo un giocatore se prima non esce il giocatore che viene sostituito. Vabbè, ma loro dicono che praticamente Ba si è inserito direttamente ed è entrato. No, però deve essere controllato. Cioè il regolamento parla chiaro. Vabbè, comunque, poi vediamo che per quanto riguarda gli errori di cambio, sì. In pratica qual è... L'arbitro si informa, chiede chi doveva entrare in campo, lo ammonisce e viene decretata la punizione in diretta a favore della squadra. Danilo, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Prego, ti ringrazio naturalmente. Poi voglio salutare il signor Citrino che non vedo da tantissimo tempo, che ciao Danilo. Quando ci tiene al suo territorio, quando ci tiene al Cosenza Calcio, e vorrei salutare veramente tutti i tifosi cosentini e l'appello a sostenere questa proprietà, perché c'è tanto bisogno di un Cosenza minimo in Serie B. Non scherziamo, perché il Cosenza e provincia è un territorio fertile, lo dimostra la storia, il passato, tanti giovani nel territorio hanno calcato cambi importanti all'epoca di Pagliuso e bisogna tornare a quei tempi. Lo sappiamo benissimo, speriamo bene, dai. Ti ringrazio Danilo, un abbraccio da Cosenza. Forza Lupi, buonasera. Grazie, buonasera. Ciao Danilo. Fatemi salutare Gianfranco Morelli, perché è in edicola con questo ogni domenica, ogni sabato, il Corriere Sportivo di Calabria. Ecco, lo salutiamo, ciao Gianfranco, perché un progetto editoriale bello, naturalmente è distribuito gratuitamente in tutte le farmacie, in tutte le edicole, è curativo, capito? In tutte le edicole anche non so dove, i bar, questi bar sono chiusi, però complimenti a Gianfranco Morelli e al suo staff. Allora, Pino, sono le 21:16 e 18, 19 in questo preciso istante, hai sentito Danilo? Insomma, la punta, cosa, reparto offensivo, difensivo, poi più tardi sentiamo anche Ivan Moschella, che è l'allenatore in secondo del Cosenza Calcio. Che vogliamo dire? Ma che vogliamo dire? Poi io 3-4 palle sotto porta, io l'ho descritto io. Cioè, se poi tu non concretizzi, non metti sta palla dentro, è ovvio che ti puniscono. Questi in azione ti fanno gol. Vabbè, tieni presente che tu ieri hai giocato con una delle squadre più attrezzate per, non dico per la promozione diretta, però che giocherà sicuramente per i primi 3-4 posti della classifica di Serie B. Torniamo sempre comunque su quel tasto velenoso che da anni ci perseguita, cioè che purtroppo partiamo ogni anno ad handicap sulla formazione della squadra, cioè un anno hai problemi in difesa, un anno parti con il problema a centrocampo, quest'anno sei aperto con un problema in attacco. È vero, come diceva Danilo, hai gli attaccanti, però penso che Danilo ne sappia più di noi, ti dice però parti con 3 scommesse. Purtroppo io penso che non sia più il tempo, dopo tutti questi anni, che una presidenza parti sempre con qualche ruolo, in qualche ruolo con delle scommesse. Penso che il pubblico di Cosenza, la tifoseria, gli ultra, siano la città stessa, dopo tanti anni di vicinanza a questa società, di legame con questa società, penso che sia arrivato il momento che meriti che si costruisca una squadra completa, che si costruisca in tempo, che si cominci a predisporre un disegno, una strategia, una struttura per tentare di iniziare un campionato con delle premesse più migliori, che puntino a una promozione. Mi direte però che questa presidenza ci ha portato a 2 promozioni, dalla D alla C, poi dalla C finalmente alla Serie B, però nulla toglie che sono state promozioni che sono venute per cause fortuite, per l'allineamento di tante situazioni. Penso che la piazza abbia diritto, dopo tanti anni, ad avere una programmazione che parti con uno scopo, che è quello di portare questa squadra
ai vertici dove non è mai stata. E io sono convinto, e questa è la mia, tra virgolette, rabbia, che questa presidenza, che questa struttura organizzativa che si è consolidata e si è, diciamo, ha fatto l'esperienza dopo tanti anni, è in grado di dare questa speranza al pubblico e ai tifosi di Cosenza. Quindi è ora che si metta in moto questo meccanismo. Anche perché, scusa, Sì. io sono convinto che a questa squadra manchi veramente poco, perché noi se andiamo ad analizzare le partite possiamo ben vedere, ben notare, questa è cronaca, che noi abbiamo sempre avuto un maggiore possesso di palla. Anche ieri abbiamo avuto un 33% possesso di palla a fronte del 23% della Salernitana. Solo in alcuni momenti di alcune partite abbiamo subito l'avversario, se no abbiamo sempre imposto il nostro gioco con un maggiore possesso. E allora adesso... L'unico problema, scusami, che non siamo riusciti a finalizzare quando di buono abbiamo fatto il centrocampo. Allora adesso andiamo proprio vicino Salerno, insomma, alle porte di Salerno, che c'è il nostro grande e mitico Alberto Urbani che ci dà il suo contributo, umile contributo, lo disturbiamo il lunedì. Alberto, buonasera e benvenuto, come stai? Fabio, buonasera a tutti. Allora Alberto, è andata male. Noi giochiamo, abbiamo possesso, abbiamo 4-5 palle gol, non concludiamo un'azione e come ha fatto il Brescia 3 punti alla Salernitana. Che vogliamo dire su questa squadra, Alberto? Dobbiamo preoccuparci oppure no? Allora, intanto diciamo abbiamo perso una partita, che poi le partite ci stanno, dispiace che abbiamo perso la partita, no, contro la Salernitana, e questo non ci piace, però voglio dire, il Cosenza è una squadra viva. Avevamo parlato proprio lunedì che abbiamo giocato a Frosinone, dove abbiamo fatto una partita veramente bella, attaccando in avanti, e abbiamo trovato 2 gol. In questa partita purtroppo siamo mancati nella finalizzazione delle azioni e purtroppo l'abbiamo persa, però devo dire che è una squadra viva, una squadra che sta giocando molto bene, non abbiamo mai subito in tutte queste partite, e dobbiamo avere un po' di equilibrio, un po' di più noi tifosi, no? Perché passiamo subito, dopo aver vinto Frosinone, entusiasmi, facciamo i playoff, sì, l'ho sentito. Facciamo questo, poi perdiamo una partita che nel calcio si sta, e vediamo ogni domenica su tutti i campi quanti risultati che escono un po', che nessuno se li aspetta. No, Alberto, tu pensi che nei tifosi della Juventus, che è qua vicino qualcuno, che hanno pareggiato a Benevento, cioè, capito? Voglio dire, non è che è a Crotone, cioè, allora veramente stiamo, capito? Hai fatto bene a sottolineare questo, Alberto, hai fatto bene a ricordarlo. La Lazio che ha perso in casa con l'Udinese, andiamo a vedere quanti risultati, voglio dire, ma poi oltretutto abbiamo perso, ma abbiamo fatto una bella partita, poi sappiamo che le squadre di Castori sono quelle squadre che si chiudono molto molto bene, ripartono. Non ci hanno dato, giustamente come diceva Roberto, profondità, ci hanno tolto la profondità, e pur facendo questo gioco siamo arrivati 3-4 volte davanti alla porta, che potevamo comunque pareggiare la partita, ecco. Alberto, molti, diciamo, tifosi, così ho incontrato anche per strada stasera, poi mandiamo queste interviste, ci sono dei colleghi che sono intervenuti poco fa, però chiedono praticamente questa punta, dice, manca su Petri, non lo stanno vedendo, gli Ozzi non l'hanno visto, Borrelli, diciamo, forse è un'altra scommessa. Che vogliamo dire su questo? Bisogna avere un po' di calma, no? Sì, dobbiamo avere pazienza, perché domenica, l'altra settimana non parlavamo così quando abbiamo vinto 2-0 a Frosinone, e ci sta che la punta magari una domenica è in palla e fa un tiro e fa 2 gol, e poi succede come in questa gara, 3-4 occasioni e non le abbiamo sfruttate. Noi abbiamo già detto lunedì scorso, se ti ricordi Fabio, che l'anno scorso erano arrivati degli attaccanti che nessuno li conosceva, era una scommessa della società, e la società le ha vinte anche l'anno scorso. Perché non dobbiamo credere nel lavoro della società che, secondo me, e lo dirò sempre questo, ha costruito una buona squadra con tutti gli equilibri in tutti i reparti? Ci manca ancora lì davanti, ma li abbiamo, secondo me. Dobbiamo aspettare e avere un po' di pazienza affinché questi qua magari si sbloccheranno. Comunque non ci dobbiamo veramente lamentare, siamo in una buona posizione di classifica, adesso abbiamo
stavo vedendo prima le partite che andiamo a fare, abbiamo 4 squadre, anche se andiamo 3 partite fuori casa, però sono non dico scontro diretti perché in questo momento ancora è presto. Chi gioca a salvarsi e chi gioca a vincere, però troviamo 4 squadre che sono un attimino in difficoltà e dovremmo approfittare di questo. Va bene Alberti, ti abbraccio, ti saluta Pino Citrigno, ti saluta Vito De Marco che sono qui in studio con me. Grazie. Perché io ti ringrazio sempre per il tuo contributo preciso e puntuale, praticamente ti esamina giusta e quindi quando puoi sono sempre qui. Grazie. Un abbraccio a tutti. Speriamo, io mi auguro che ti possiamo rivedere a Cosenza, magari con un ruolo anche, chi lo sa, ma noi ci speriamo. Grazie Alberto e una buona serata. Buona serata. Grazie a te. Ciao. Ringraziamo Alberto Urban. Allora, mi dicono c'è una telefonata, però abbiamo la pubblicità, ci dobbiamo fermare un minuto soltanto, poi ritorneremo con Ivan Moschella, naturalmente il vice di Roberto Chiuzzi, che sarà insieme a noi collegato in Skype. Per il momento ci fermiamo, ricordiamo, anzi non si è giocato nemmeno il calcio a 5, ancora è fermo, l'altra partita in Sicilia è stata rimandata, il Pirossigeno calcio a 5 città di Cosenza, chissà se ripà poi stato calcio non si capisce, un poco si gioca, un poco no, tifosi sì, tifosi no, insomma è diventato difficile. Comunque ci fermiamo un attimo, linea alla regia centrale, a fra poco. Ed eccoci amici, ben ritrovati, le 21:33. In questo preciso istante siamo ritornati con Al Lupo in diretta. Allora c'è una notizia dell'ultimo momento, uno si preoccupa, dice, visto che anche Longo ha rifiutato, commissario, no, non è questa notizia dell'ultimo momento, stanno battendo le agenzie, tanto tonò che piove, qualcuno ha detto che, tu che fa San Valentino, bene scusa? San Valentino, saremo tutti impegnati. Tu sei impegnato a San Valentino? Saremo tutti calabresi impegnati. Allora ragazzi, niente poco di meno che a San Valentino si vota per il Consiglio regionale, quindi è firmato pochi minuti fa, Spirlì, quindi la notizia è di pochi minuti fa. Il 14 febbraio niente regali, niente amore, niente cena a lume di candele, tutti a riseggi, tutti a votare. Vabbè, c'è Ivan che lo vedo in bassa frequenza. Ciao Ivan, buonasera, come stai innanzitutto? Come va? Bene, grazie. Io ti ringrazio per l'invito e per i tuoi ospiti. Allora c'è Pino Citrigno qua. Pino Citrigno, vedi che ci vedono anche a Crotone, come diciamo, che a Crotone si vede poi, c'è Crotone, salutiamo gli amici di Crotone perché Ivan, quindi Ivan, io vivo qua. Una vita a Crotone anche tu, vabbè, a Rende, questo Rende che è inutile che parliamo, vabbè, comunque dai, c'è Vito De Marco, anche lui un passato nel centro coordinamento club, che proprio sul centro coordinamento club, che sta facendo? Permettimi un attimo di salutare il mio presidente. Pino Citrigno. Ciao Ivan, sei sempre più bello. Sì, Ivan, ma guardano poco questi. Guarda, certo devo dire una cosa, che ai nostri tempi aveva qualche capello in più. Ivan, no, i capelli l'ha avuto sempre rato. Sì. Ivan è stato, ricordo che Massimo Mirabelli disse: adesso acquisteremo un giocatore che ci regalerà tanti gol su punizione. Devo dire che Ivan non si è smentito, ci ha regalato tanti, non tantissimi, ma tanti gol importanti, e ne ricordo qualcuno che è stato decisivo, e quindi Ivan è uno dei miei ricordi più belli. Poi una grande persona, e devo dire che fanno insieme a Roberto Chiuzzi una coppia di persone responsabili e di grande signorilità e di grande onestà. Sono veramente due bravissimi ragazzi. Va bene Ivan, grazie per aver partecipato. Ivan, grazie per aver partecipato, ci sentiamo la prossima settimana. Vabbè, era solo per questo, infatti ho chiamato perché chiamiamo Moschella perché c'è il Citrigno che ci deve dire sta cosa. Vabbè, ti ringrazio. Allora, abbiamo Massimino in linea, mi dicono, non Massimino, presidente di Catania, tu ricordi Massimino? Un attimo Ivan, perché c'è anche abbiamo anche le telefonate in diretta. Prego Massimino, prego. Fabio, buonasera, saluto Ivan Moschella e il presidente Pino Citrigno. Prego Massimino è un tifoso del Cosenza, vai Massimo, prego. Abbiamo fatto questa battuta d'arresto con la Salernitana, speriamo la prossima partita di vincere questa partita che per noi deve essere importantissima. Sì.
purtroppo questa partita non la dovevamo perdere, però bisogna fare di necessità virtù e pensare già alla prossima partita. Con carattere e determinazione, voglia e temperamento, e speriamo di vincere la prossima. Grazie Massimino, conciso e preciso, grazie. Allora, Ivan, guarda, ci sono tanti messaggi, però questo è un ragazzo di Acri che scrive e voleva una cosa a Guaraci, i calciatori buoni invece di mantenerli li lascia andare via, altre squadre complimenti, però vabbè, è ovvio Pasquale, purtroppo abbiamo detto, poi molti vogliono andare via, non è che è facile mantenerli, però insomma in qualche modo. Allora Ivan, che partita è stata, cosa c'è da migliorare, in cosa avete sbagliato, se avete sbagliato qualcosa? Io l'ho detto anche a Roberto che insomma 3-4 occasioni nitide sotto porta, se non metti sta palla dentro purtroppo poi ti puniscono, le partite li perdi, è inutile che stiamo a girare. Diciamo che noi partiamo sempre dalle cose buone che abbiamo fatto, che quelle che poi rafforzano l'idea del gioco, l'idea del pensiero dell'allenatore, quello della società, no? Esprimere una squadra di giovani con un mix di gente un po' più grande, che possa garantire alla città il mantenimento della categoria attraverso anche un gioco che sia comunque propositivo, e questo noi lo facciamo dall'inizio dell'anno. Chiaramente Roberto lo fa da prima, insomma, da dopo il lockdown, è quello che abbiamo sbagliato. Purtroppo abbiamo preso gol, non siamo riusciti a fare gol, e questo è quello che abbiamo pagato più di tutto. Insomma, abbiamo creato le nostre occasioni, non siamo riusciti a fare gol contro una squadra che comunque era venuta agguerrita come tutte, una squadra che giocava per il primo posto, insomma, momentaneo. Sapevamo le difficoltà, però abbiamo provato a fare la nostra gara come facciamo con tutte, insomma. Credo che non si possa rimproverare nulla ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista della determinazione, certo. Poi gli episodi poi ti cambiano la visione della gara, insomma. Lo sapete benissimo, insomma, siete un po' più esperti di me in questo. Allora, un attimo, c'è Vito De Marco a chiederti qualcosa, prego Vito. Allora, un attimo che... Mister, salve, buonasera. Buonasera. Io ho fatto poco fa una considerazione, una riflessione, cioè che fino ad oggi, tranne in alcuni frangenti di alcune partite, noi non abbiamo mai subito la pressione avversaria, anzi abbiamo sempre mantenuto un maggiore possesso di palla come quello di ieri. Ecco, il fatto che noi quasi costantemente abbiamo un maggiore possesso di palla, questo alla lunga potrà rilevarsi un fatto positivo per l'ottenimento dei risultati che noi tutti quanti ci auguriamo? Ma per quello che pretende il mister e che vogliamo noi come staff, insomma, perché sposiamo le idee del mister, è chiaro che il nostro gioco passa anche attraverso il possesso palla, che per noi è produttivo quando riusciamo poi a trovare i nostri spazi sulle fasce, piuttosto che centralmente con delle giocate dei singoli, comunque con giocatori che sono un po' più vicini alla porta, insomma, nel momento in cui riesci a salire col possesso palla vicino alla porta avversaria. Questo è quello che chiede il mister, ma non chiediamo solo questo, chiediamo anche qualche attacco diretto, quindi cerchiamo di essere, come dire, magari di sfruttare anche i momenti della gara, di preparare le gare anche sfruttando anche qualcosa che può lasciare l'avversario. Credo che comunque che tenere palla significhi comunque governare il gioco, dominare il gioco, e ti permette di essere un po' più tu padrone del tuo destino, anche se a volte non ti riesci. Quindi allora, guarda, questo può... Un'altra domanda. Sì. Poi vorrei ancora chiederle, noi abbiamo un gioco caratterizzato anche dal fatto che i due quinti di centrocampo, cioè i due esterni bassi, molte volte aggrediscono la manovra avversaria. In casa però questo abbiamo difficoltà a farlo, forse perché dobbiamo essere noi ad impostare l'azione quando giochiamo tra le mura amiche? Diciamo che il nostro atteggiamento non cambia, in caso fuori casa vogliamo comunque una pressione alta per quello che si può fare nel momento della gara. Probabilmente sono le squadre avversarie che magari giocano di meno, giocano un po' più coperte quando vengono da noi, e quindi è un po' più difficile magari fare questo tipo di cose, oppure fuori casa ci sono più spazi da poter aggredire. È tutto relativo alla gara che tu vai a provare, però l'atteggiamento normalmente è sempre lo stesso.
Allora guarda Ivan, ci sono tanti messaggi, purtroppo è difficile leggerli tutti, penso che passano in sovrimpressione, non so se riusciamo a farli vedere, però bisogna prendere una punta di valore che assicura almeno doppia cifra per garantire alla città e a tutta la provincia un patrimonio della Serie B. Vorrei che si prestasse attenzione, questo è un altro, sul fatto che contro la Salernitana i minuti di recupero concesso sono stati pochissimi, anche questo è vero. Che vogliamo di sta punta? La città insomma forse aspetta Petre, aspetta Borrelli, aspetta gli Ozzi, insomma, Ivan, è sempre quello il discorso. È inutile che... Ma il tifoso chiaramente vorrebbe vedere più gol, vorrebbe vedere la squadra vincere, che è la cosa più importante, poi che segna... Guarda, tu devi sapere una cosa, Ivan, sa quante volte, molti, uscendo dallo stadio di San Vito, io me lo ricordo all'epoca che incontravo i tifosi fuori, anche se giocavamo male, vincevamo, dice, minchia, che me ne frega, ormai abbiamo vinto, cioè, capito? Molto vogliono anche vincere giocando male, perché poi alla fine, ricordiamoci che qua con i 3 punti sono pesanti, qua perdi 2 o 3 partite ti trovi lì sotto, ti risucchiano lì sotto, poi, ripeto, il campionato è lunghissimo, Ivan, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra e dobbiamo aspettare. Del resto, come sicuramente la società e voi addetti ai lavori conoscete bene questi ragazzi, insomma ci lavorate tutta la settimana, mi auguro sia che Petri, gli Ozzi e anche Borrelli possano, diciamo, uscire fuori, no? Sì, ma noi lavoriamo con questi ragazzi da 3 mesi ormai quasi, quindi siamo molto contenti della crescita che stanno avendo. È chiaro che il parco attaccanti nostro prevede Carretta, prevede Baez, prevede Barulì, Sacco, insomma abbiamo 5-6 giocatori che possono giocare, ognuno con le sue caratteristiche, quindi abbiamo molta fiducia in questi ragazzi. Piano piano comunque anche la partita di Coppa Italia con Parma ha dimostrato che il gruppo è in crescita in tutti i suoi elementi, quindi questo è da buone speranze. E dobbiamo anche ringraziare i ragazzi che si prestano molto volentieri ai nostri allenamenti. Devo dire che Sacco si è fatto trovare pronto ieri, infatti questo che dicevo, no? Anche a microfoni spenti, è entrato, ha dato il suo grande contributo mettendo una palla lì a Balolì, dice vai a segnare, quindi cioè, voglio dire, avete un gruppo, avete creato un gruppo da quello che ho capito, no? Sì, questo è molto importante, soprattutto perché i ragazzi che vengono dall'estero hanno bisogno di un adattamento, la fortuna che ha il Cosenza è di avere uno zoccolo duro di giocatori che, anche se sono un po' più esperti, più avanti con l'età, fanno sentire i giovani, i ragazzi che arrivano da fuori come se fossero proprio a casa loro, e questo è un vantaggio per chi viene a lavorare a Cosenza. Pino Le tempistiche sono quelle che sono, insomma, dell'adattamento, questo è fisiologico. Pino, una domanda da €1 milione a Moschella. No, non faccio una domanda a Ivan perché gliene feci troppe negli anni passati. No, io invece voglio spezzare una lancia a favore dello staff tecnico, cioè che in questo senso che Ivan è un gran signore e dice che che la squadra è coesa, è bella preparata, però non dimentichiamoci che è stata una squadra costruita in corso, una squadra che è stata cambiata con molti giocatori nuovi, e Ivan dice anche il discorso che molti stranieri si devono adattare, quindi dobbiamo dare anche un po' di tempo a Roberto e a Ivan di far sì che le tattiche diventino più automatiche, perché in Serie B non è la D o la C dove palla avanti e pedalare, riesci magari con i 2 o 3 giocatori di categoria superiore a vincere le partite. In Serie B devi avere i giocatori di categoria, ma devi anche far sì che la squadra recepisca la tattica e quello che vuole il mister. Loro sono partiti un po' in corsa, hanno fatto, come dicevo prima, tanti nuovi innesti, quindi dobbiamo dargli anche un po' di tempo. Ma tu scusa, mi hai risprecato la film commission, che ci avevi fa, è ovvio che ti hanno tolto, tu sei un ispettore, devi fare l'opinionista calcistica, no. È impossibile, una cosa, guarda che analisi, analisi pazzesca, guarda io aggiungo anche un dirigente calcistico. Ma tu devi, aspetta, ma voi dovete partire da un presupposto. Ma chi al posto tuo chi è andato? Che io ho iniziato 15 anni fa proprio con questi ragazzi, e se dopo 15 anni mi ritrovo Ivan e Roberto a fare i mister, vuol dire che ho avuto dei buoni insegnanti, visto che... Allora guarda, ciò significa che hai fatto il tuo lavoro
in modo egregio, quindi potresti continuare a fare il dirigente. Allora Ivan, guarda, c'è una domanda al volo per te, dato. scusami, c'è una domanda al volo per Ivan, vorrei chiedere a Moschella se al momento della sostituzione, come è stato possibile che dalla panchina non vi siete accorti che Bruccini, dopo che ha lasciato la fascia di Capitana Id, è rimasto in campo senza uscire. Ve ne siete accorti? Non si sono accorti? Che è successo? Allora, questo è un problema che, diciamo, che noi ci siamo posti ma in seconda battuta, nel senso che noi abbiamo dato, il nostro team manager ha dato le direttive al quarto uomo. E quindi per noi va bene così, il quarto uomo deve dare l'ok a entrare e uscire, insomma sono cose tecniche che riguardano gli arbitri. L'importante è che noi come squadra, guarda che c'è stato un po' di confusione, c'è stato un po' di confusione perché sono presentati tutte e tre lì, praticamente questi cartelli, vabbè, Marulla ha alzato, Ba è entrato, devo dire che è entrato come un missile in campo, quindi nemmeno si è fermato, ci voglio dire, un po' di incomprensione c'è stato lì. Perché, diciamo, tra virgolette, se si facevano cose del genere 10 anni fa, potevo capire che era un problema di dirigente accompagnatore, di non comunicazione con l'arbitro, ma oggi con tutte le tecnologie che hanno gli arbitri a disposizione e poi c'hanno una persona che lì infatti, devono controllare. Noi ci siamo accorti poi, ma tra l'altro credo che sia stato anche il mister proprio a gridare che certo. era riuscito. Scusi mister, io volevo dire, forse una delle cause che può generare qualche errore ai cambi è anche il fatto che il giocatore che deve lasciare il cambio, il giocatore che deve essere sostituito per dare maggiore spazio alla propria squadra nel tempo, debba lasciare il terreno di gioco dalla zona di campo più vicino alla linea. Questo perché una volta c'era lo scambio delle mani tra il giocatore che entrava e quello che usciva ed era più gestibile la cosa. Però, come giustamente diceva lei, il cambio va disciplinato dal quarto uomo. Il quarto uomo non può assolutamente, come dicevo poc'anzi, fare entrare il giocatore in campo se prima non esce il giocatore sostituito. Quindi qua vi è un errore tecnico da parte del quarto uomo. Comunque andate, poi speriamo che succederà, poi vediamo. Ivan, se vuoi salutare qualcuno, anzi c'è un altro messaggio, che fine ha fatto Petrucci, che fine ha fatto, mi chiede qua un signore. Petrucci che fine ha fatto? Lì in squadra, secondo me è rientrato, no? Sì, no, Petrucci ha avuto un problema fisico, un problema che ha risolto quasi al 100%, quindi... Benissimo. Ivan, ti salutiamo, in bocca al lupo per la prossima, speriamo bene, dai. Grazie. Che ti dobbiamo dire? Io sono stato contento di essere da voi da tanto tempo, quindi un abbraccio a tutti. Se vuoi salutare gli amici di Crotone lo puoi fare, perché Crotone, gli amici non si discordano mai, io non ho dimenticato né quelli vecchi di Cosenza come presidente, né quelli di Crotone, non ho dimenticato nessuno. Facciamo un in bocca al lupo anche a sto Crotone, dai, speriamo che sta giocando bene, poi gioca bene, purtroppo se non vince. Il Crotone come il Cosenza, come devono fare bene nel proprio campionato, perché è giusto che sia così, io lo sento con il cuore questo. Speriamo bene anche per loro, dai. Ciao Ivan, un abbraccione forte, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Salutiamo Ivan Moschella. Allora, ma Citrigno cosa ne fa del vecchio marchio? Perché non lo cede? Che ancora su marchio ti chiedo. Quando ti vedi, ormai Citrigno lo identificano per un marchio, è una cosa pazzesca. Cioè, manchiamo. Manco dal calcio da 15 anni e ancora si ricorda. C'è il lupo. Ormai c'è un marchio che è quello attualmente in uso, dopo tanti anni. Però vedi, ancora i tifosi sono rimasti legati a sto lupo che è questo qua praticamente, dove ma sono rimasti legati a questo perché magari c'è anche un ricordo, tanti anni che è stato utilizzato, però io penso che a questo punto, dopo tanti anni, devono metterlo nel dimenticatoio e tenersi stretto e cercare di utilizzare quello che in questo momento è il marchio del Cosenza Calcio. Allora c'è Gabriele Spadaforo, il nostro cardiologo in linea. Comunque è ben conservato. Vabbè, è conservato. Ma c'è un motivo perché lo conservi bene? Perché deve andare, dovrà o potrà andare nelle mani che io riterrò che siano più opportune per portare il Cosenza più in alto possibile. Non è una merce di scambio,
io non l'ho messo mai in vendita. Ma quando ha pagato questo marchio, scusa, quando l'hai non ti pagato? interessa, questo non è questo il Però il che discorso. ha avuto un pensiero, si appigliò un marchio dopo senza capo, tanto ormai... Ma guarda, io ho preso il marchio allora perché innanzitutto non era giusto che l'asta allora andasse deserta, o come ha fatto qualcuno che ci ha messo €1, perché non era giusto, meritava l'affetto e meritava l'impegno da parte di chi come me lo aveva anche utilizzato per incassare, quindi Certo. penso che era giusto. Lo so. Secondo, per non farlo andare in mani sbagliate, perché fatto bene. sarebbe stato deleterio per la città e per i tifosi. Vabbè, ma tu l'hai pagato €70.000 all'epoca, adesso mica chi te lo vende 70.000 No, ma io non lo vendo, io lo cedo a titolo gratuito 70.000 a euro. chi ha il desiderio Sì, e va, chi io vabbè, riterrò che vabbè. sia giusto. Vabbè. Io l'avevo anche proposto Pino, scusami, Guarasci. ma sei disposto a Ma cederlo a 70.000 titolo euro, gratuito ad una scusa. persona oppure Ma aspetta, o abitando questo titolo? Scusami Vito, allora tu a Guarascio quando gli hai chiesto? Ci hai chiesto assai? No, Guarascio lo voleva comprare, io gli ho detto non è in vendita. Ah, quindi non gliel'hai proposto? No, allora, scusa, io gli Guarascio. ho detto a Guarascio, Sì. ho detto, te lo cedo a titolo gratuito, però la proprietà del marchio rimane a me, tu lo potrai utilizzare per qualunque cosa, anche per fare merchandising, però io non lo vendo. Vabbè. Allora, c'è Gabriele, buonasera e benvenuto, che vogliamo dire di questi lupi? Come hai visto la partita e se c'è qualcosa da cambiare o no? Beh, buonasera Fabio, buonasera ai tuoi ospiti. Consentimi di fare anche un saluto a chi consente a chi ti affianca nella realizzazione di questo tuo programma, quindi alla signora Alessandra Meo, alla signora Formoso. Ma ci sono tanti niente. tecnici, ci sono Massimiliano Rocchetti, ci sono tutti quanti questi tecnici di tennis, non so, c'è Certo, il nostro Costanzo certo. della Regia Un saluto Centrale, a Francesco, tutti è i una tuoi squadra collaboratori. questa, Luca, Enzino, Perfetto. Mario, Michele, sono tutti, Piero, sono tutti Bene, bene. una grande squadra questa di tennis, hai fatto bene perché questi sono dietro le quinte, quindi hai fatto bene a salutare. Certo, un pensiero Prego. a tutti perché è una trasmissione seguita e quindi bisogna anche ricordare loro. Prego. Niente, io volevo dire, innanzitutto volevo fare un pensiero a Maradona che ora non c'è più, Sì, e questo è successo qualche giorno fa. Poi vorrei fare i complimenti a Rino Gattuso, al nostro conterraneo, per la bella vittoria ottenuta contro la Roma. Per quanto riguarda i nostri lupi, che cosa devo dire? Niente, dobbiamo avere un po' di pazienza. Siamo agli inizi del campionato, appena 9 partite, quindi diciamo possiamo tirare solo dei giudizi sommari. Poi oltretutto devo dire che in queste prime 9 partite abbiamo incontrato squadre di alta classifica. Ora il cammino dovrebbe essere anche un po' più agevole perché dovremmo incontrare squadre come Pescara, Cremonese, Ascoli, Pisa, Vicenza, Reggiana, quindi diciamo partite più alla nostra portata. Gabriele, guarda, ti dico una cosa, aspetta un attimo, questo è un'arma a doppio taglio, non pensate che affrontando l'Ascoli, la Reggiana o Vicenza siano partite diciamo facili, perché se partiamo da questo presupposto secondo me sbagliamo. Io penso che forse sono le partite più difficili, sono appunto queste. Meno capito? tecniche ma più agguerrite. Perché sono agguerrite, Gabriele, mi auguro che, vabbè, ma penso che lo sanno, quindi sicuramente poi prepareranno partita dopo partita. Adesso c'è questa di Vicenza, pensiamo a quella, però il tuo Vabbè, concetto ma l'ho capito, dal sì, punto- infatti è dal punto vero, di vista giocare tecnico, contro dal l'Empoli punto di vista e giocare contro la tecnico, Reggiana è diverso. Abbiamo incontrato squadre come Salernitana, Lecce, Sì, che sì, secondo sì, me sì. non possono essere paragonate assolutamente al Vicenza. Sì, o per alla carità di Cremonese. Dio, però siccome questo questo volevo calcio... esprimere. No, Gabriele, seguimi bene, io penso che la penso così, io penso che questo calcio è cambiato ora. Non è il calcio di dice sì, affronti il Lecce, magari tu con Lecce potevi anche vincere la partita, però se poi giochi alla lunga il Lecce c'ha una squadra certo che è superiore al Cosenza sulla carta, però sappiamo bene che anche il Vicenza che ti può creare il problema giocano col coltello fra i denti, quindi è una Ma partita... si sa motivare bene comunque i propri giocatori. Questo dobbiamo dire, Insomma, sì. Io dico che soltanto comunque da un punto di vista tecnico ci sono squadre più attrezzate Certo, e squadre senza meno dubbio. attrezzate. Certo. Questo era il mio pensiero. Poi Sì. insomma vediamo un pochino che cosa succede. Per quanto riguarda la partita di ieri, secondo me è stato
un semplice incidente di percorso. Ce la mettiamo alle spalle, guardiamo avanti, siamo propositivi e speriamo di fare sempre il meglio. Io sono fiducioso. Ce l'auguriamo un po' tutti. Come dire, ho fatto qualche calcolo. Noi ci dobbiamo salvare prima cosa di tutto e quindi non dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare indietro. Dovremmo fare 1,3 a partita per arrivare alla famosa quota di 46 punti, secondo me. E questo è il percorso che ci deve guidare. Tutto quello che verrà di più, che ben venga. Grazie Gabriele, una buona serata e grazie per i complimenti e naturalmente per il pensiero che è rivolto anche a Maradona sicuramente. Grazie, una buona serata. Allora, abbiamo la pubblicità, allora ci dobbiamo fermare, sono le 21:57 in questo preciso istante, viaggiamo in perfetto orario. Vi ricordo a Lupo in diretta, siamo entrati nel 27° anno, sempre ogni lunedì ci ritrovate qui con a Lupo. Allora ci fermiamo, sono tanti i messaggi, se riesco poi man mano cercherò di leggerli. Allora, linea regia, fra poco. Ed eccoci ritornati, le 22 precisi, siamo ritornati in diretta qui con a Lupo. Vi do il risultato, si sta giocando in Serie B, sì, se non mi sbaglio è 0-0 la partita, sì, Entella Spal 0-0, c'è la pausa in questo momento, l'intervallo. Allora noi ci colleghiamo velocemente con Iscamarina, no, Badolato, no nemmeno, dopo Soverato, insomma tra Davoli, Soverato, insomma la costa ionica catanzarese. Dove sei Antonio? Antonio Battaglia, Calabria 7, ciao, buonasera, come stai? Buonasera Fabio, avevi indovinato la prima opzione, Iscamarina. Oh, guarda che è una cosa, al primo ci ho beccato subito. Allora, ciao Antonio, facci un punto questo Catanzaro che ha perso, la Vibonese insomma stanno perdendo un po' in questa Serie C, che sta succedendo? E poi Calabro ha detto che dobbiamo crescere, insomma, piano piano cresci non tanto, perché è una squadra che come età media, insomma, si aggira intorno ai 29-30 anni, insomma, non è che ragazzini che devono crescere, Calabro, penso. Comunque, speriamo bene anche per loro. Che vogliamo dire Antonio, prego? Hai detto bene Fabio, sono due sconfitte ma diverse nella loro natura per come sono arrivate. Per il Catanzaro una sconfitta pesante, non tanto dal punto di vista del risultato, 1-0, ma per l'atteggiamento che si è visto, un Catanzaro completamente fallimentare, quello visto a Bari, un atteggiamento difensivo, poco propositivo. Ci aspettavamo un Catanzaro più gagliardo alla luce dei 5 risultati utili consecutivi con i quali arrivava a San Nicola. Il Bari ha avuto completamente vita facile e il Catanzaro avrebbe dovuto affrontare la squadra dell'ex Auteri con più propositività, con ripartenze veloci. Invece Calabro ha sbagliato la strategia evidentemente, perché ha aspettato il Bari nella propria metà campo e in questo modo gli attaccanti sono risultati completamente ininfluenti nell'economia del match e gli esterni purtroppo quest'anno si stanno rivelando abbastanza fallimentari. Quindi chiaramente, come dicevi tu, una squadra esperta con un reparto offensivo degno di nota, avere Vaco, Curiale, lo stesso Di Massimo che sta facendo delle buone partite, ma se non sfrutti i cross dal fondo gli attaccanti diventano ininfluenti. Certo. Quindi ci aspettavamo sicuramente più aggressività da parte del Catanzaro, forse i fantasmi del 5-1 di Terni hanno influito nella prestazione e nella volontà di Calabro di schierare una squadra più difensiva nel secondo tempo, perché nel primo tempo la squadra girava bene, il Bari era costretto a tirare dalla lunga distanza, Di Massimo e Di Piazza stavano facendo bene. Inizia il secondo tempo, colpo di scena, Di Massimo fuori, dentro Garufo, il Catanzaro si difende a spada tratta e chiaramente il gol in quella maniera lo pigli. La Vibonese invece è una sconfitta immeritata, al contrario del Catanzaro, una sconfitta contro una Ternana che è la capolista indiscussa, sta viaggiando a ritmi stellari. La Vibonese aveva gettato il cuore oltre l'ostacolo dopo essere passati in svantaggio, il pareggio, il clamoroso vantaggio grazie al gol del capitano Redolfi. Però Fabio, lo ricordiamo, comunque la Vibonese è falcidiata dal coronavirus, sta affrontando gare ogni 3 giorni, non è facile, la Ternana ha sfruttato la stanchezza nel finale di una Vibonese che ha dato il tutto per tutto,
grazie avvantaggiato a una rosa che è indiscussa, di qualità da Serie B, è riuscita a portare via i 3 punti. Ma la Vibonese con questo atteggiamento può davvero competere contro qualsiasi avversario, anche se il calendario purtroppo ora si fa molto difficile, perché le prossime avversarie saranno Casertano e Teramo in trasferta, poi prima di Natale Bari, Palermo e Avellino. Quindi la Vibonese deve continuare così, deve continuare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché le soddisfazioni arriveranno. Ce l'auguriamo per la squadra di Caffo, anche il presidente ha avuto il coronavirus, insomma è un altro presidente che c'è il coronavirus, che salutiamo, che è Pino Fuoco, qui ti saluta Pino Fuoco, mi ha dato un messaggio poco fa, un abbraccio anche a tutti voi che state soffrendo in questo momento, abbiamo detto anche di Sergio qui a Cosenza, Mazzucco, insomma c'è tanta gente che soffre. Vito, la prima cosa è arrivato qua stasera, dobbiamo salutare chi ha questo problema, chi in questo momento soffre, hai fatto bene a dirlo. Però che fai il 14 febbraio? Ma il 14 febbraio mi sa che andiamo a votare. Ah, quindi lo sai, è uscita sta cosa, quindi è sicuro, non è che Citrigno dice guarda non è che è sbagliato, no, poteva essere una fake news. Una fake news. Va bene, Antonio, un abbraccio a tutti gli amici della Ionica Catanzarese, un abbraccio da parte mia, grazie per il tuo contributo che dai ad Allupa Allupa per questo punto conciso e preciso sulla Serie C, quindi grazie a te, alla prossima Antonio. Alla prossima, grazie Fabio, un saluto ai tuoi ospiti. Grazie, ciao, salutiamo Antonio Battaglia. Allora, Vito, dai, Vitolo. Vitolo c'era un giocatore una volta, no? Qui giocava Vitolo, no? Non era. Prego, che stavi dicendo? Parla. Tu quando ha il microfono spento ti porta il finito, quando è in onda poi si ammonta. Salutiamo a chi? A nessuno, c'è la telefonata. Altra telefonata, più tardi sentiamo Antonio Clausi direttamente dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Pronto? Clausi fa la Gazzetta del Mezzogiorno, no. Pronto? Pronto, buonasera. Prego, buonasera, chi sei? Mi chiamo Massimo, buonasera. Un saluto agli ospiti in studio innanzitutto. Prego, Massimo. E poi alcune considerazioni da mettere anche all'attenzione di tutti voi, di natura squisitamente tecnica, perché io credo che bisogna innanzitutto fare un po' di autocritica per cercare di risolvere i problemi della squadra. Ritengo che una squadra che ha dei giocatori che in difesa hanno scarse qualità tecniche come Idda e Tiritiello vengano messi in difficoltà da un gioco che cerca di partire sempre dal basso. Forse sarebbe il caso, a mio modesto parere, di trovare anche delle soluzioni diverse. E in seconda battuta, non ci sono gli attaccanti ce li abbiamo, sono Petre, Liozzi, in questo momento Borrelli non al meglio, però se non li schieriamo durante una partita come quella casalinga che merita una fase offensiva più spinta, è difficile che questi attaccanti possano fare gol. Perché la squadra che è stata schierata ieri, se può avere un senso in trasferta, laddove hai un gioco di ripartenza con i due veloci in attacco, in casa dove tenti anche i cross, giustamente, ma i cross se non hai le torri che la mettono dentro, è difficile che due bassi come Baez e Carretta possano portare i medesimi risultati. Poi un'ultima considerazione, e poi non vi rubo più tempo. Ci sono alcuni giocatori che si dimostrano in questa fase del campionato fortemente involuti, prima di tutto Baez, che insomma voglio dire nessuno ne discute le doti tecniche, però in questo momento mi pare stia girando un po' a vuoto e non è la prima partita. In secondo luogo Bruccini, io dico che schierarlo in questa fase a Bruccini significa esporlo a delle brutte figure. Questo era il mio pensiero, insomma, da mettere all'attenzione di tutti voi e dei tifosi. Hai fatto bene, grazie Massimo, grazie. Una buona sera. Prego, che vuoi dire Massimo? Io questa sera stanno emergendo delle note negative sulla squadra. È una squadra che ancora ha una risoluzione di gioco da evidenziare, perché abbiamo detto che avendo un maggiore possesso di palla, facendo delle ottime verticalizzazioni, facendo giocare molto bene i quindi di centrocampo, il problema rimane appunto nella finalizzazione dell'azione più che fuori casa, in casa. Il tecnico le sta provando tutte, sta cercando di mettere la punta centrale, sta cercando di giocare con i due esterni offensivi più un'altra punta di manovra alle loro spalle, sta cercando di giocare con diversi modi di gioco, però noi ancora
dobbiamo stare tranquilli, perché iniziamo a parlare che in difesa abbiamo dei problemi, che a centrocampo ci sono dei giocatori che attualmente non hanno magari quella determinazione e quella forza giusta, dando di conseguenza poca qualità alla squadra. Io dico che la squadra per 8 undicesimi è la stessa dello scorso anno, anzi per 7, non vi è Perini a Casasola e non vi sono i due Riviere e Asensio, ma che comunque difficilmente insieme l'anno scorso hanno giocato, e questi sono giocatori che sono usciti fuori nella seconda parte di campionato, quindi io dico bisogna avere pazienza, bisogna essere ottimisti, e secondo me se poi c'è qualche cosa da fare a gennaio, la società certamente non si tira indietro. Io però un punto in più rispetto allo scorso anno il Cosenza ce l'ha, nel senso che quest'anno il Cosenza ha una maggiore forza al centrocampo, ha una maggiore forza di profondità nei suoi uomini. Non dimentichiamo che noi abbiamo dei giovani interessantissimi, Balulì, Sacco, Conè, tutti i giocatori che il prossimo anno calcheranno seriamente i terreni di gioco della massima serie, perché non credo che un Torino, una Sampdoria ce li lasceranno ancora un anno, quindi noi dobbiamo sfruttare l'esperienza di uomini che sono a Cosenza da più anni e la forza fisica, la freschezza fisica, ma la forza tecnica di questi giovani, e sicuramente all'ultimo il dato sarà tratto. Siamo alla 10ª di campionato, una sola vittoria, ancora pazienza, così scrive, non so come si chiama questo tifoso, gli attaccanti ci sono ma se non vengono schierati. Alcuni giocatori l'ombra di loro stessi, altri con evidenti limiti tecnici, se si accampano sempre scuse o si cercano continuamente alibi, di strada ne faremo poca. C'è un'altra telefonata che abbiamo in linea, pronto? Ciao Fabio, buonasera, Natalino Bosco. Buonasera. Agli ospiti, a Pino e a Vito. Prego Natalino. Ciao Natalino. Allora Fabio, volevo dire una cosa, io sono d'accordissimo e concordo pienamente tutto quello che ha detto il ragazzo di prima, Massimo. A prescindere che ci vuole un attaccante di ruolo forte che metta la palla dentro, perché sui 10-15 cross che facciamo ogni domenica c'è un attaccante forte, ma tu in casa devi schierarlo, che sia Petro, che sia Gigliotti, che sia Borrelli, lo devi mettere per forza un attaccante in casa, non puoi giocare con Carretta e Beaz, e tra l'altro 2 giocatori che non stanno dando niente, 2 giocatori che ieri mi hanno fatto venire lucere il fegato spappolato, Fabio. Cioè io voglio dire a Roberto, nessuno che toglie le capacità di Roberto, ci mancherebbe, perché ci ha fatto rimanere in Serie B. Però se tu vedi che 2 giocatori o 3 tipo Bruccini non vanno bene, non vi puoi sostituire all'80°, e ti tieni in panchina giocatori come Conè, come Sacco, come Sueva e altri, come si chiama, Petrucci, eccetera eccetera. Guarda, piano piano cercherà di farli giocare Fabio, tutti, no? Ho capito Fabio, però ieri con una Salernitana che secondo me non è una squadra che vince il campionato, una modesta squadra. Poi si vedrà, sicuramente è una squadra attrezzata per fare bene, poi ripeto, i campionati, non vi dimenticate che lo Spezia lo scorso anno era quasi 7ª, 8ª, no? In questi, sicuramente ha programmato da poi, tanti anni, però no, aspetta, però è uscita dopo. Cioè, capito? Quindi la seconda parte di campionato, quindi non è detto. Fabio, anche noi siamo usciti dopo, Fabio. Sì, anche noi. Però ripeto, Natalì, il campionato di Serie B è un campionato lungo e io sono del parere che siccome qua ci esaltiamo un po' troppo, no? Perché vinciamo una partita e facciamo i playoff, andiamo in Serie A. Ne perdiamo una e su tutti i blocchi, insomma voglio dire, Fabio, scusa, dobbiamo avere anche un po' di equilibrio, no? Si vuole perdere con la Salernitana, Fabio. Sì. Se ieri avessimo perso con un'altra squadra non me ne fregava niente, ma con la Salernitana noi ci teniamo, sia a livello di tifo e sia a livello proprio di confronto con loro. Natalino, ma se la Salernitana è più forte di te non puoi pretendere che la vai a battere. No, non è più forte di te. No dai, la Salernitana in questo momento è una delle 4-5 squadre che lotterà per salire in Serie A. No, assolutissimamente. Anche amici di Salerno, ieri che ci abbiamo chattato su Facebook, mi hanno detto che tranne Tutino gli altri hanno dormito, e infatti è la verità. Con la Cremonese 100 tiri in porta e la Salernitana non tiri in porta e ha pareggiato la partita o ha vinto la partita, non mi ricordo.
Cioè, voglio dire, la Salernitana non è che sta giocando bene. Ieri Idda camminava a Tutino, ha fatto era 5 metri avanti, Tutino le ha passate e gli ha fatto gol. Cioè, tu hai Schiavi, che è un ex, che ieri avrebbe fatto la differenza. A Parma si è visto Schiavi che ha fatto, non ha fatto toccare palla al centravanti del Parma. Però Natalino, perdonami, però cerca di tornare concreto. Allora, voi dovete guardare non la singola partita e quei 70-80 minuti dove tu ti giochi una partita, tu devi vedere nel complesso. Allora, il Cosenza in questo momento è una squadra che sta crescendo perché 10 partite e una vittoria, Pino, chi sta crescendo? No, sono 9, intanto sono 9 partite, una vittoria. 9 partite e una vittoria. Però, Natale, fammi finire, però il discorso, voi non dovete creare, cioè puntualizzarvi su quella partita o su quell'atteggiamento, perché tu sei andato a Frosinone con una signora squadra e hai vinto 2-0. E tutti quanti contenti, che bella partita. No, perché tu sei andato fuori casa e hai trovato una squadra che ti ha aggredito e tu di rimessa gli hai fatti i gol. Va bene, bravo. e l'hai messa. Che ieri dovevi giocare con la punta. Aspetta. Poi sei andato a Parma. A Parma è vero che il Cosenza ha fatto una bella prova, però hai giocato una partita particolare, cioè loro erano imbottiti di riserve, tu avevi messo anche una squadra un po' più diversa, ma è una partita che tu non la devi tenere in considerazione. Già, siamo andati a Parma, ho fatto una partita, no, siamo andati a Parma, abbiamo fatto la nostra onesta partita e Roberto avrà anche provato degli schemi e dei giocatori nuovi. Se ti viene la Salernitana, no, perfetto, abbiamo giocato male tatticamente, però se su una di quelle azioni che all'ultimo minuto non ho mai fatto più un gol a tu per tocco il portiere, se fai gol e fai 1-1, che cosa dici, Natale? Che hai fatto una bella partita, che hai affrontato una corazzata e l'hai messa in difficoltà. Ma purtroppo, ma con queste squadre è tutto quell'azione. Purtroppo. Vabbè, però Natali, scusa, Tutino sempre davanti a Falcone, doppia finta e l'ha messa a Diuric, come si chiama? Diuric, cioè, ha una squadra, diciamo, di un certo budget. Una squadra che ieri non ha fatto messo sotto pressione il Cosenza. Noi con un atteggiamento diverso. Quindi hai giocato bene. Noi abbiamo giocato però, ripeto, bene ieri. Però cioè, ragazzi, non ha fatto squadre più forte, Fabio. Come? Abbiamo visto squadre più forti al San Vito fino adesso. Ma per carità, ripeto, allora, è la squadra che ha giocato meno, la meno buona, diciamo. Anche la Salerno stesso l'hanno detto. Ma scusa, anche il Brescia ha giocato male, cioè, stiamo dicendo un'altra cosa, Natali, che sicuramente non si concretizzano le azioni, non metti la palla dentro, le partite non le vincerai mai. Boh, il punto qual è? Però se parliamo dietro, che manca la punta sono d'accordo, no, però allora è tutta l'intelaiatura ma questi bisogna sbagliata per no, perché stiamo facendo partite, ma poi ho chiuso le partite, allora ho chiuso le partite, le prepara settimana per settimana, questa l'ha preparata nel modo che abbiamo visto ieri, l'ha fatta bene la partita, se avevi segnato, come diceva prima, era finito 1-1, potevamo anche vincere, voglio dire, questi poi hanno fatto 2 o 3 azioni, è ovvio che la caratura della Salernitana è diversa, sì, l'1-1 l'avresti fatto con l'uomo in meno. Sì. Comunque va bene, Natali, un abbraccio, grazie. Fabio, ma l'ultima cosa, Fabio, ma dici una cosa, ma tu l'hai vista la partita? Sì. Ma Carrezza e Beaz hanno giocato bene, sì o no? Ma guardate, per quello che devono dare, non possiamo discutere Baez e Carretta, sono 2 giocatori ma io dico ieri, perché sì, magari... ma lascia ho capito, ripeto... Era una giornata per loro... Sì, ma allora, sono gli unici giocatori che saltano l'uomo, Natali. Guarda, Carretta ti ha messo 5-6 palloni lì in mezzo che se tu avessi chiuso, cioè voglio dire, sono giocatori, diciamo, di categoria, ecco, mi sento di dire, lo dico. Ma sicuramente, ma ieri non eri in campo. Comunque, Natalino, scusa, un abbraccio, però dovevi dire grazie. che Carretta e Baez non rappresentano più una novità per la categoria, sanno come gestirli. Ti abbraccio e ti dico una cosa, volevo dirti una cosa, sai che stasera sono venuti al fratello di Maradona. Sì, va bene, grazie per questo. Ma non ti preoccupare, anche perché giocavo come Maradona, io giocavo pure bene.
con 87 kg in meno, insomma. 80 kg fa. 80 kg fa, va bene, allora si ricomincia con le vergognose critiche, ecco qua, Cosenza piazza veramente paradossale, la Salernitana con noi vince le battaglie, noi con loro vinciamo le guerre, vabbè, per il momento, vedi, vabbè. Facciamo schifo, facciamo veramente schifo, i tifosi naturalmente la squadra sta facendo il proprio dovere, i tifosi no, quindi vabbè, questo era con i tifosi. Allora, Vito, purtroppo è così, quando vinci e quando perdi, per questo voglio dire, bisogna stare con i piedi per terra, un campionato lungo. Bisogna sempre essere ottimisti. L'abbiamo detto già lo scorso anno, no? Nessuno ci credeva alla cavalcata Io da di... questi microfoni sì, e me lo ricordo, dopo me lo ricordo. la sconfitta di La Spezia che ci saremmo salvati. Sì. Allora, sentiamo cosa ha detto, abbiamo Alessandro Russo, il collega, abbiamo incontrato su Corso Mazzini, molte interviste insieme anche a Roberto Tuscolano, Benito Scola, sono andate, non sono venute registrate bene perché purtroppo quella di Russo l'abbiamo recuperata, vediamo se riusciamo e la mandiamo, eccolo qua per voi. C'è un'altra telefonata, vabbè, facciamo prima questa breve intervista sul corso ad Alessandro Russo e poi ritorniamo. Non riaprire le telecamere per Alessandro Russo. Alessandro, allora, ho sentito un po' di persone in giro, chi dice invita Guarascio a cacciare i soldi, a mettere più soldi, chi naturalmente ci vuole la punta, ci vuole il centrale, ci vuole un centrocampista, insomma, che vogliamo dire di questa Cosenza? Dispiace dire che il Cosenza ieri ancora una volta, soprattutto nelle partite in casa, ha dimostrato che avrebbe bisogno secondo me di un collante offensivo, cioè di un giocatore che possa essere risolutivo per la manovra. Dispiace pure dire che la squadra ha dimostrato una certa ingenuità in alcune fasi della partita, l'errore di Balulì sotto porta la dice lunga sulla frenesia che non può esserci una squadra di Serie B e che deve, oltre alle qualità dei giocatori, deve mettere in campo anche una certa esperienza. E poi ormai è collaudata questa cosa, il Cosenza ogni anno cambia l'ossatura della squadra, destruttura il vecchio organico, ne fa un altro e il risultato è quello che è, che bisogna ripartire, ricostruire con tutte le incognite del caso, Fabio, no? Ce lo siamo detti anche ieri sera all'uscita della partita. Sì. Dispiace perché la squadra fa intravedere di avere delle qualità, gioca anche benino in alcune fasi della partita, però puntualmente sia col Brescia che con la Salernitana gli errori sotto porta sono stati decisivi, tralasciando qualche amnesia difensiva che poi non è che poi è così secondaria. Certo. Qualcuno sottolinea il discorso dei soldi, i soldini, queste le solite cose, però io poi ho detto più volte che in questa città tutti parliamo magari, però poi alla fine non c'è nessuno che investe nel calcio in questa città. Allora, visto che... Tolto Pagliuso negli anni passati, insomma, poi non abbiamo visto più, abbiamo visto anche la politica che è scesa in campo, insomma, e i danni l'ha creati. E poi è arrivato Guarascio, insomma. Guarda, il periodo non è proprio dei più giusti per fare polemiche economiche, perché il pianeta sta vivendo un momento clamorosamente difficile, quindi non è neanche... Vabbè, però c'è da dire che quando si dice che la squadra viene smontata e rimontata ogni volta, si dice che si bada ovviamente al bilancio, che non è una cosa sbagliata. Il palese però che in Serie B, che è un campionato inflessibile, non sempre ti può andare bene senza investire nei giocatori giusti. Lo scorso anno l'investimento a parametro sul Riviera e poi a gennaio l'arrivo di Asensio è stato decisivo per la salvezza. Quest'anno si cerca ancora di sperimentare, probabilmente il Presidente Guarascio tiene sotto la linea l'investimento per evitare problemi. Certo è che se il Cosenza vuole sognare o vuole stare all'altra parte della classifica, qualcosa in più va fatta. Non credo spese folli, ma sicuramente gli investimenti in Serie B sono decisivi. Basta vedere la Salernitana di ieri, aveva il giocatore principe del Cosenza di qualche anno fa, per averlo ha pagato molto e anche a livello di ingaggio. Il Lecce, le squadre di prima fascia spendono molto. Come dicevi bene tu, poi bisogna vedere chi si interessa del calcio, perché quello è il problema. Il problema poi è dire dopo che succede. Per me, io ripeto sempre la stessa cosa, serve programmazione, serve un minimo di investimenti, servono i centri sportivi, serve una rete di scout e soprattutto la squadra va confermata nell'ossatura. Bravo. Perché l'anno prossimo, se il Cosenza riuscirà a salvarsi, il problema si riporrà sempre il medesimo. Certo. Con la stessa cosa il direttore sportivo, per me è un direttore che andrebbe confermato adesso, c'è il contratto a scadenza, poi sono scelte della società, però fa parte della programmazione, Fabio, quindi ne abbiamo visti di tante
tante partite in molti anni, ormai la Serie B la conosciamo abbastanza bene e il pubblico di Cosenza è un pubblico molto competente, è un pubblico competente che meriterebbe una squadra forte e da primi posti, o quantomeno una squadra che non fa soffrire. Quest'anno, ancora una volta, dovremo, almeno in questa fase, barcamenarci. Speriamo che a gennaio arrivino i rinforzi che servono. Certo. Grazie Alessandro, buon proseguimento. Ciao Fabio. Corso Mazzini, rientriamo in studio con la disamina di Alessandro Russo e apriamo la discussione. Benissimo, siamo ritornati in studio, grazie a Alessandro Russo, abbiamo incontrato pochi minuti fa, poche ore fa, insomma, il corso Mazzini, e quindi abbiamo pochi minuti a disposizione giusto per i saluti finali. Ci sono tanti messaggi ma non riesco a leggere. L'unica cosa che vi posso dire è che la SPAL ha segnato contro l'Entella, quindi Entella 0, SPAL 1, ha segnato come si chiama? Di Francesco, il figlio dell'allenatore Di Francesco, mentre c'è il Parma che sta vincendo a Genova 2-1. Allora, Vito, se vuoi salutare qualcuno, e quindi Alessandro ha detto in poche parole tutto e niente, ha detto che la programmazione in questo momento difficile, sicuramente è ovvio di Riviera, insomma, bisogna crederci, stiamo con i piedi per terra, la squadra c'è, insomma, aspettiamo insomma l'evolversi del campionato. Prego Vito, veloce perché siamo in chiusura. Voglio salutare gli amici che ci seguono da casa, tutti gli amici tifosi e sportivi del Cosenza, e dico loro di stare tranquilli, di dare fiducia a questa squadra. Noi siamo una tifoseria da sempre molto esigente ed è giusto questo che lo sia. Sicuramente avremo le nostre soddisfazioni. Certo. Dobbiamo avere pazienza, ne stiamo avendo tanto, però continuiamo ad averne, ad essere stare vicini a questa squadra. Pino, prego, perché qua dice i giocatori, questo è uno degli ultimi messaggi, i giocatori ci sono, se non li fai giocare, non ce la possiamo prendere con il presidente fuori cioè vabbè, è ovvio che il tecnico è Roberto Chiuzzi sa come deve muoversi. Io sottolineo una cosa, l'ho detto prima e lo ribadisco, al contrario invece non è per una mia presa di posizione, invece il problema è che lo deve risolvere proprio la presidenza, proprio la società, perché in questo momento lo staff tecnico è uno staff di alto livello, fatto da persone di Cosenza, ragazzi che danno veramente l'anima per questi colori, e tenete presente quello che ho sottolineato prima, Roberto Chiuzzi, Ivan Moschella, Pingenti, sono persone serie, persone attaccate alla maglia, persone che danno e daranno il massimo per questa squadra, però devono essere sostenute dalla società. Ci dobbiamo fermare perché Big Ben ha detto stop, quando Giuseppe ti manda un messaggio finale devi chiudere perché sennò è finita. C'è il TG10, allora ancora per quest'altra vi saluto, vi abbraccio, la notizia più bella è che insomma a San Valentino si andrà a votare, il 14 febbraio Spirlì ha firmato, si voterà per le regionali. Da Fabio Di Polito è tutto, un abbraccio, un bacio a tutti voi, felice notte. Ciao, linea al TG.